La conca dello smog. La pianura padana è l'epicentro delle polveri sottili, uno dei luoghi più critici in Europa per le caratteristiche morfologiche, per l'alta densità abitativa e produttiva, e i sindaci lanciano l'allarme. Dobbiamo ragionare con tutti i comuni, spero che sono all'interno del bacino padano, perché il problema non è Treviso, Padova o Vicenza, è il bacino padano che ha una conformazione geografica che facilita l'accumularsi di questo inquinamento. Quindi noi dobbiamo combattere in base alle caratteristiche del nostro territorio. Condividiamo in toto l'allarme lanciato dal presidente dell'Anci Veneto Mario Conte, sindaco di Treviso. La situazione in pianura padana per la qualità dell'aria è veramente allarmante. L'Associazione Nazionale Comuni Italiani del Veneto, con in testa il suo presidente Mario Conte, chiama tutti i sindaci a fare squadra. Anche a Vicenza, come ogni anno, è stato raggiunto il livello di allerta rossa, di conseguenza sono scattate le limitazioni del traffico stabilite nell'accordo di bacino padano. Ma attenzione, perché il lockdown a Vicenza ha insegnato che il blocco del traffico non ha avuto ricadute incisive sull'ambiente e lo conferma l'ex assessore Simona Siotto. Durante il lockdown, quando non c'erano auto che circolavano, i dati ci dicono che la riduzione del PM10 era di circa il 10%, quindi veramente un dato molto basso rispetto al sacrificio della mobilità. Oggi si continua a chiedere ai cittadini che hanno auto a gasolio immatricolate fino al 2014 di lasciarle in garage, e non solo in centro storico ma anche nei quartieri. A Vicenza, mentre nelle autostrade, sulle statali, nelle strade regionali e provinciali, oltre che in tangenziale attorno alla città, logicamente si continua a circolare, vengono imposte limitazioni a Laghetto, a San Pio X, a San Bortolo, Quartiere Italia, San Francesco, Sant'Andrea, San Lazzaro, Santa Bertilla, Villaggio del Sole, Santi Felice e Fortunato, Stanga, lato San Pio X, e parte di Saviabona. E così si arriva oggi con i sindaci che prendono atto che quanto fatto finora non è risolutivo. C'è bisogno dell'intervento del governo e magari anche dell'Unione Europea, con fondi straordinari in tempi rapidi per la riforestazione urbana e per la sostituzione delle caldaie obsolete, loro sì principali responsabili dell'inquinamento. I comuni da soli non ce la fanno, ma qualcosa fanno. Noi abbiamo fatto un intervento importante nel nostro piccolo, mettendo 50.000 euro del bilancio comunale per un bando per la sostituzione delle caldaie. È possibile fino alla fine del mese di febbraio richiedere un contributo fino a 350 euro andando sul sito del comune. Intanto a Vicenza fino a venerdì 9 febbraio resta confermato il livello rosso. La richiesta che ha fatto il presidente Conte, alla quale ci uniamo come sindaci, è di essere ricevuti presto dal governo per poterci confrontare sulle misure da mettere in campo.